Se dobbiamo tenere fermo la macchina 12 ore, allora pretendo che anche l'assicurazione mi venga decurtata il bollo. Il bollo paghi il superbollo e il bollo è la stessa cosa. Perché devo pagarlo pieno e caricato anche di più? Mi dica perché. Se no non posso muovermi per 12 ore. Sulla carta è un provvedimento di buonsenso volto a limitare i danni prodotti dall'inquinamento della circolazione dei veicoli diesel fino a Euro 3. In pratica la limitazione del traffico imposta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 senza finestre intermedie fino al 31 marzo 2019 sta causando non pochi mugugni e infiniti interrogativi a cui ancora non c'è risposta. Se passo la revisione e sono dentro ai limiti, perché no? Cioè, se va da 1 a 10 e sono 8, 7, quello che sono, perché non posso correre? Bisogna sgravare i cittadini da delle spese che sono assurde. Se uno corre il 50% in un giorno, bisogna che l'assicurazione venga pagata dal cittadino al 50%. E la regione nel bando che ho qua, che mi è stato inviato proprio dalla regione, non prevede niente, il comune non prevede niente. Il bollo auto, che è una competenza della regione, come la regione fa questa delibera, deve in automatico anche predisporre che il bollo venga pagato al 50%. Queste sono cose elementari. Pur se le deroghe nell'ordinanza stilata dal Comune di Venezia non mancano e anzi comprendono un numero sconfinato di eccezioni, i cittadini proprietari delle auto incriminate si sentono penalizzati e pretendono un risarcimento danni anche sotto forma di incentivo per poter acquistare una nuova automobile e per il territorio veneziano almeno provvedimenti che limitino fonti ben più inquinanti delle macchine. Qui a Venezia abbiamo il porto, per esempio. Voglio leggere una fonte qua internet che dice che le navi passeggeri, una nave passeggeri di media grandezza, consuma 150 tonnellate di carburante al giorno, che sono oli pesanti. Allora io mi domando perché la Regione non ha previsto un meccanismo di salvaguardia dei cittadini contro le grandi navi che inquinano. Non è che noi cittadini possiamo dare delle soluzioni perché non abbiamo i mezzi tecnici per capire come fare a risolvere questo problema, però la Regione ha tutti gli strumenti,